Di nuovo in onda, di nuovo in diretta per raccontarvi di questo ennesimo femminicidio in Veneto, accaduto in tarda mattinata nel primo pomeriggio a Spineda, frazione di Riese Pio X. Siamo a cavallo delle province di Vicenza e Treviso. Questa ragazza, Vanessa Ballan, di 27 anni, uccisa sull'uscio di casa da un killer che poi si è dato alla fuga. Le ricerche sono in corso, ci sono gli elicotteri dei carabinieri che stanno sorvolando l'area, stanno battendo palmo a palmo i campi, i casolari per capire dove si è nascosto quest'uomo. Potrebbe esserci un complice con lui o comunque potrebbe esserci stato un complice che l'ha aiutato nella fuga. Non è stato ritrovato, perlomeno così ci dicono al momento le fonti ufficiali, non è stata ritrovata l'arma del delitto, un coltello con ogni probabilità, visto che la donna è stata accoltellata e pare con più fendenti. In questa villetta sono arrivati nel pomeriggio gli uomini della scientifica, dei carabinieri, è arrivato il medico legale che poi è anche uscito dalla villetta, segno che l'ispezione cadaverica esterna è stata fatta in attesa ovviamente di esami più precisi, più puntuali, più approfonditi, un esame autoptico vero e proprio che solitamente poi viene fatto dopo alcuni giorni. Il corpo è ancora all'interno di questa villetta. L'area è off limits, la nostra Vanessa Banzato prima vi ha raccontato come siano delle villette a schiera, 4 villette a schiera per l'esattezza, e come i sigilli riguardino tutto il quartiere, sostanzialmente tutta quella zona, anche il parcheggio. Non so se Vanessa mi vede e ha dei dettagli su questi uomini o su questo uomo in fuga. Dobbiamo utilizzare anche il plurale. Vanessa. Pare, ciao Cristian, pare che sia stato fermato Bujar Fandagi, che sarebbe questo uomo di origine kosovare, un quarantenne di origini kosovare. Si stanno facendo diverse ipotesi. Non si esclude che l'uomo sia stato un cliente del supermercato dove lavorava Vanessa Ballan e di conseguenza lei lo conosceva proprio perché magari lo aveva visto. Abbiamo sentito qualche ora fa quella sua cliente che poi era diventata anche un'amica, eccetera. Di conseguenza è possibile che magari un cliente abituale, lei lo conosceva molto bene, di conseguenza gli ha aperto la porta senza poi pensare assolutamente che la situazione si sarebbe trasformata, ecco, in una tragedia. Lei sarebbe stata vittima di questa aggressione mortale da parte di questo quarantenne. Ovviamente questa è una ricostruzione che non ha alcuna attendibilità al momento. Sono delle idee che stanno girando, che si stanno facendo le persone, ma ancora al momento non c'è la verità del fatto della cosa. Quindi Vanessa, possiamo dire che è stato fermato un kosovaro quarantenne. Questo possiamo dire con le generalità che hai dato. È stato fermato e abbiamo il nome, appunto, abbiamo anche il nome e tutto quanto, come ho detto poco fa. Sì, questa è l'unica certezza, anche perché viene anche in questa maniera confermata la totale estraneità da parte del marito di Vanessa Ballan, Nicola Scapinello, marito che appunto è stato tenuto in caserma per tutto il pomeriggio e ancora in caserma a Treviso a disposizione degli inquirenti, e marito che ha trovato, assieme a un vicino di casa, ha trovato il corpo
senza vita della donna, appunto riverso a terra con diversi fendenti, parecchi fendenti, tutti sul petto, insomma. Adesso cerca di capire più che altro il perché sia accaduto tutto questo, ma ripeto, non si esclude proprio che ci sia questo legame tra i due che da parte del supermercato, insomma lui era un cliente del supermercato e lei lo conosceva perché l'aveva visto in più occasioni. Questa è un'ipotesi, però non è così lontana da quella che potrebbe essere la realtà al momento. Stiamo aspettando che arrivino che portino via adesso il corpo di Vanessa Ballan, della donna che è stata uccisa, ricordiamo ancora una volta, donna che è stata ammazzata nel primissimo pomeriggio di oggi, a neanche un mese di distanza dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Quindi Vanessa, c'era un rapporto di conoscenza sostanzialmente tra Vanessa Ballan e quest'uomo. Probabilmente teatro di questa conoscenza è stato il supermercato dove la ragazza lavorava, è corretto? Al momento pare che, cioè, questa è l'ipotesi che sta aleggiando. Pare che questo tra l'altro potrebbe corrispondere senza problemi alla realtà, perché potrebbe essere assolutamente così. Non ha ancora una conferma ufficiale, però ecco, questa è una delle ipotesi, anzi l'ipotesi che sta girando in questi ultimi minuti. Mentre non si è ancora capito, non è stato dato il luogo del ritrovamento del quarantenne kosovaro, dove si trovava al momento dell'individuazione, diciamo così. No, ancora questo non si sa. Però, no, appunto, questo non si sa, era fuggito, pare che addirittura fosse scappato, era alla guida di un furgone, sembra dell'azienda per cui lavorava, quindi sì, sono ancora un po', c'erano ancora dei punti oscuri, ecco. L'uomo sarebbe scappato appunto su questo furgone, poi è stato rinvenuto dai carabinieri, non si è capito esattamente dove ancora. Quindi si parlava di un'auto, in realtà come avevi detto correttamente tu fin dall'inizio, non è stata una fuga a piedi o comunque non interamente, ha utilizzato un furgone, probabilmente il furgone che lui usava per lavoro. Anche questo è un elemento. Per spostarsi, per spostamenti, sì, per lavoro, sì, anche se al momento non ci hanno ancora detto, non sappiamo ancora che lavoro facesse l'uomo, però sì, tra l'altro sì, da capire, ecco, insomma, il dove, alcuni punti sono ancora oscuri, Assolutamente, ripeto, però non c'è ancora la vediamo chiarezza totale, che sul fare così questa persona è stata fermata. Esatto, vediamo che sul fare della sera con l'imbrunire arrivano anche queste notizie, quindi sarebbe stato chiuso un primo cerchio ed è importante. Piano piano. Esatto, pian pianino stiamo circoscrivendo la situazione. Grazie Vanessa, torno da te ovviamente più avanti, sì, perché ci stai dando dei dettagli davvero preziosi e come sempre molto circostanziati. Allora, lo avete sentito, Vanessa ha aggiunto dei tasselli importanti. È stato fermato un kosovaro quarantenne. Non sappiamo al momento dove è stato fermato, sappiamo solo che le ricerche si sono concentrate fin dall'inizio tra Spineda di Rese e Pio X e i territori limitrofi sostanzialmente. Si è parlato di un uomo residente ad Altivole, quindi magari questo kosovaro era residente ad Altivole, insomma nei prossimi minuti avremo evidenza anche di questo. Probabilmente è stato ritrovato quindi nei paraggi. Non sappiamo se avesse anche al momento della cattura, dell'individuazione, anche l'arma del delitto. Questo sarà importante capirlo da qui ai prossimi minuti.
possiamo dire che quindi non è stato compiuto nessun gesto estremo. Anche questa era una delle ipotesi sul tavolo, un omicidio o suicidio. Purtroppo in tanti casi di questo genere si verifica anche questo. Allora, riavvolgiamo per un momento il nastro. Vi ripropongo un'intervista realizzata circa un'ora e mezza fa, sempre da Vanessa Banzato, sul posto ad un'amica di famiglia. Siamo veramente basiti. Io tra l'altro conosco la famiglia di Nicola, è una famiglia di persone per bene, irreprensibili sotto ogni punto di vista. I nostri figli andavano a scuola assieme e questo ragazzino era molto vivace, ma non ha mai dato alcun adito, non ha mai dato spazio ad alcun tipo di lamentela, un ragazzino vivace ma per bene, a posto. La madre di Nicola l'ho vista recentemente, era molto felice per il fatto di essere diventata nonna e quindi l'ho incontrata anche recentemente, una famigliola veramente a posto, per bene, insomma ero molto felice anche per loro. E siamo veramente sotto shock perché ci sembra una cosa del tutto che non trova un resto recuperabile all'interno di un orizzonte di senso, perché è vero che i femminicidi, ho sempre dato e non concesso che di femminicidio si tratti, ci sono, però all'interno di un contesto del genere lo troviamo poco opinabile, insomma. A noi sembrava forse più probabile si fosse trattato di un furto, di una rapina, qualche cosa, anche perché, ripeto, la famiglia è così per bene che non avremmo mai immaginato che potesse trattarsi di un atto di questo tipo, insomma. Certo è che pare che proprio la donna, Vanessa Ballan, abbia aperto alla persona che poi l'ha uccisa. Sì, sembra. Quindi probabilmente lo conosceva. Probabilmente lei conosceva molto bene la persona. Probabilmente la conosceva molto bene, insomma un'ora e mezza fa le ricerche erano ancora aperte, nulla si sapeva di questo quarantenne kosovaro che invece è stato fermato. Non so dirvi di più rispetto a quello che ci ha riferito pochi istanti fa la nostra Vanessa Banzato con cui torneremo a ricollegarci fra pochissimo, così come con Federico Fusetti, ma io vi ripropongo un'altra testimonianza drammatica raccolta nel pomeriggio lì a Spineda, questa amica, collega di Vanessa Ballan che ha confermato come la donna fosse incinta di 3 mesi. L'ho saputa e sono rimasta scioccata, infatti anche con il mio compagno e non potevo crederci, cioè, ho detto vediamo se è vero. Abbiamo fatto il giro, abbiamo visto l'ammasso di gente, il carabiniere, ho detto wow. Cioè... Vanessa Ballan aveva già assieme al suo compagno un bambino di 5 anni e adesso aspettava un altro bambino, era incinta di 3 mesi. Sì, non sono sicura di quanto tempo perché però sì, si sapeva al lavoro che era andata via per maternità. Quindi era a casa adesso in questo periodo per maternità? Sì, sì. Da quanto tempo è che non la vedeva? 3 settimane più o meno. E mentre era al lavoro non ha mai fatto trapelare, non ha mai accennato a qualche episodio magari di violenza di cui era stata vittima o qualche magari screzio avuto con un altro collega o con qualche persona o proprio direttamente con il compagno? No, è sempre tranquilla, solare. Lei, era sempre lei. Tra l'altro diceva anche proprio poco fa che il marito veniva a prenderla tutte le sere. Sì, non tutte le sere, però molte sere quando finivamo alle 7:30 c'era lui col bambino che l'aspettavano in macchina. Quindi una famiglia tranquillissima. Sì. E Vanessa Ballan, lei ha detto che era una donna radiosa, una donna solare. Sì. Come la descriverebbe oltre a questo? Molto simpatica, ci faceva ridere un po' a tutti, aveva un bel caratterino. Sì. Non ci sarebbe mai pensato a una cosa del genere? No, mai. Mai pensato che qualcuno potesse aver così tanta cattiveria nei suoi confronti? No, mai.
Insomma, sono testimonianze dure, molto dure, quelle raccolte da Vanessa Banzato, che è sul posto e che con Federico Fusetti si sta alternando nel raccontarci quello che sta accadendo fuori e dentro questa villetta di Spineda di Riesepio X. Siamo in attesa di collegarci con Stella Di Bartolo, presidente del Telefono Rosa di Treviso, perché è l'ennesimo femminicidio e una riflessione deve porsi, deve essere posta necessariamente. Ne abbiamo parlato nel corso del pomeriggio con l'assessore regionale alle pari opportunità Elena Donazzan, con Stefano Marcon della provincia di Treviso, presidente della provincia di Treviso, con lo stesso sindaco di Riesepio X, Matteo Guidolin, che si è inevitabilmente commosso di fronte a questa tragedia. Ne abbiamo parlato soprattutto con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha espresso il cordoglio del Veneto nei confronti della famiglia Ballan, nei confronti del compagno e ovviamente del bambino, del figlio di 4 anni di Vanessa, che era incinta. Questo è il dettaglio, che non è assolutamente un dettaglio, incinta di 3 mesi. Bisogna capire se di questa condizione fosse a conoscenza il kosovaro quarantenne che è stato fermato poco fa dai carabinieri, non sappiamo ancora dove. Queste sono le foto, le immagini di una ragazza descritta da tutti come sempre sorridente, una ragazza propositiva, positiva. Avete sentito anche quella signora che era una sua cliente, ma che con il tempo era diventata anche una sua amica. Ce l'hanno raccontata tutti con grande delicatezza, con grande garbo. Fatto sta che questa donna, questa ragazza, si trova esanime in questo momento, senza vita, ancora all'interno dell'abitazione, della sua abitazione. I carabinieri stanno ancora effettuando i rilievi, il medico legale è stato sul posto per circa 2 ore e mezza, e poi appunto è uscito dalla villetta. A essere appunto sigillato è l'intero, diciamo così, quartiere. Comunque non è solo la villetta, non è soltanto il cortile, il giardinetto dove appunto è avvenuta la mattanza, ma è appunto l'intera struttura, questo condominio, queste villette a schiera, 4 villette a schiera, dove appunto vedete le luci di Natale, mancano pochi giorni alla festa, e quindi è tutta una sommatoria di elementi che rende il quadro più tragico, disarmante, sconfortante. Questo il termine che abbiamo utilizzato poco fa anche con il vice direttore Ferdinando Avarino, che era qui in diretta, con il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente dell'ANCI, con Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. In Parlamento poche notti fa è passato l'emendamento proprio contro la violenza di genere, promosso dall'opposizione, poi sostenuto anche dalla maggioranza, un segnale finalmente nel contrasto alla violenza di genere, un segnale importante, arrivato anche sull'onda dell'emozione, ma non solo dell'emozione. È una questione di cuore e anche di cervello, il caso appunto di Giulia Cecchettin. Tra l'altro la regia sta tentando di mettersi in contatto anche, ve lo posso dire, insomma, vediamo se riusciamo a trovarlo per una battuta con Gino Cecchettin, che soltanto ieri sera era ospite della nostra Mirella Tuzzato a Villa Margherita,
che come sapete è diventata sede di tante iniziative volte all'inclusione in provincia di Treviso. A Villa Margherita è stato allestito un presepe che tra l'altro è visitabile in memoria di Giulia Cecchettin. Quindi un presepe che vuole rendere omaggio a questa ragazza e a tutte le vittime di femminicidio. Io tornerei sulle parole pronunciate ieri sera da Gino Cecchettin con Mirella Tuzzato. Io mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza perché ho visto tantissime foto di Giulia e un papà non riesce a non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata. Poi la storia è ancora molto fresca per me e dopo tutto il cancan mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità, però non potevo esimermi dal venire di accettare l'invito per questa inaugurazione di presepe in favore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa o racchiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti, veramente continuate. Sono contento che anche da un'altra tragedia i genitori di Mattia abbiano trovato la forza veramente per poter portare avanti un messaggio anche dalla loro esperienza, ed è quello che cercheremo di fare anche noi. Giulia amava i presepi, mi ricordo che un anno mi ha portato a vederne ben 3, presepi viventi, presepi di tutti i tipi. Al tempo dicevo, Giulia, ma ormai il presepe è qualcosa di fuori tempo, no? Ricorda, perché li vuoi vedere? Ah, ma perché il presepe, mi diceva, cristallizza un momento di bellezza, di rappresentazione di serenità e di pace. Effettivamente, pensandoci bene, un presepe ha solo cose belle, non vediamo nel presepe cose brutte, forse continuiamo a rappresentarlo dopo tantissimi anni, dopo 2000 anni, perché forse è un esempio di come vorremmo il mondo, no? Con pace, tranquillità, ognuno che fa il suo lavoro, che fa del bene senza l'ingerenza del male. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. Gino Cecchettin, queste le parole del signor Gino che ieri sera è intervenuto appunto all'inaugurazione di questo presepe dedicato alla figlia Giulia a Villa Margherita. Avete visto anche la nostra Mirella Tuzzato che quest'anno ha deciso di dedicare il presepio a Giulia ogni anno. Mirella trova un fil rouge, l'inclusione in tutte le sue sfaccettature. Quest'anno non poteva che occuparsi di violenza di genere. Tra l'altro con Stella Di Bartolo stiamo tentando di metterci in contatto. Stella Di Bartolo, che è presidente del Telefono Rosa di Treviso, che tra l'altro all'indomani del caso Cecchettin aveva segnalato come le segnalazioni di violenze fisiche e verbali si fossero moltiplicate, quasi che il caso, come se il caso di Giulia avesse smosso le coscienze e portato anche tante donne a denunciare, non solo donne ma anche familiari. Adesso la vedo, Stella Di Bartolo, forse mi sente. Presidente, buonasera. Buonasera. Senta, Presidente, qui ci ritroviamo a commentare, a parlare di femminicidio. Poi dobbiamo essere molto chiari, c'è un'indagine in corso, ci sono tanti dettagli ancora da capire, da comprendere. Resta il fatto che c'è una donna accoltellata, mamma di un bambino di 4 anni e incinta di 3 mesi. E quindi qui continuiamo a raccontare l'orrore. Orrore che abbiamo praticamente in casa, perché parliamo dell'ennesimo episodio in Veneto e nella Marca trevigiana in particolare. Presidente.
Beh, come avevo già avuto modo di dire in altri incontri che ho avuto anche presso la problematica è una problematica trasversale, cioè il fenomeno è un fenomeno trasversale che non conosce evidentemente nessuna barriera o territoriale, ecco. Non stupiamoci, manteniamoci nel dubbio perché ancora non sappiamo niente, è tutto estremamente fresco e fumoso, e quindi qua mi si impone la cautela più che altro da avvocato di dire aspettiamo, vediamo di cosa stiamo parlando. Certo, c'è anche da dire che possono anche, non tutti gli omicidi di donne sono femminicidi, ma i femminicidi sono tutti omicidi di donne. Ora qua è una storia che è tutta da scrivere. Non possiamo nemmeno, se noi consideriamo che dalla morte di Giulia Cecchettin sono morte altre 6 di donne, ci rendiamo conto che non basta un mese per risolvere il problema. Insomma. Certamente da dire che da noi le chiamate sono raddoppiate. Quindi ecco, lei ci conferma questo, Presidente Di Bartolo, ci conferma che sull'onda di Giulia Cecchettin tante persone hanno trovato il coraggio, la forza di segnalare o perlomeno di chiedere aiuto, perché voi molto spesso siete la prima interfaccia, passano prima da voi. Mi scusi? Ecco, sì, voi siete spesso la prima interfaccia. Noi diciamo, possiamo dire che insieme alle forze dell'ordine siamo prima linea. Certo, facciamo un altro tipo di intervento, ma in stretta connessione con le forze dell'ordine e i servizi territoriali e sanitari. Sì, da quando è successa, da quando è scomparsa Giulia Cecchettin e dopo il suo ritrovamento, le richieste di interventi nostre, soprattutto le telefonate di aiuto che noi riceviamo da tanti genitori, sono aumentate in modo esponenziale. Ecco, quindi ci sono tanti genitori, Presidente, preoccupati che vi stanno chiamando. Questo significa, e ne parlavamo 2 ore fa ormai con il governatore del Veneto Luca Zaia, c'è un tema anche tra i giovani, c'è un tema di violenza tra i giovani, di violenza di genere che riguarda le nuove generazioni. Questo è un dato particolarmente allarmante. Guardi, si è tanto parlato dopo la morte di Giulia, se ne è parlato in maniera direi finalmente molto netta. La formazione, l'educazione che certo non può essere delegata alla scuola totalmente, perché ci sono delle agenzie primarie come la famiglia, ma l'educazione che non è solo l'educazione affettiva, è proprio l'educazione nel rispetto dell'altro da te, che probabilmente deve essere maggiormente portata e attenzionata da parte di noi educatori, e parlo di genitori, e poi anche noi del settore come questo della formazione, certo. Perché noi antiviolenza di Treviso facciamo anche tanta formazione, non dobbiamo mai stancarci di portare educazione al rispetto della persona. Educazione, e questo è il tema, ne abbiamo parlato tra l'altro anche con l'assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità, Elena Donazzana. Presidente, se può rimanere ancora con noi qualche istante, torno anzi a Spineda con Federico Fusetti, che ho visto inquadrato poco fa. Eccolo Federico. Federico, hai aggiornamenti? C'è questo quarantenne, ci diceva
Vanessa Banzato, questo quarantenne kosovaro che è stato fermato, tu puoi aggiungerci qualche dettaglio? No, eccoci Cristian, eccoci qui di nuovo. No, dicevo, sul fermo non ci sono ulteriori informazioni, già quelle avute, diciamo, sono centellinate, proprio perché evidentemente le indagini sono ancora in corso e quindi non si vuole dare ulteriori informazioni in questo momento. Sono ancora in corso i rilievi, però questo sì, come vi ho detto, i rilievi che sono concentrati soprattutto nell'ingresso, dove probabilmente è stata colpita Vanessa, dove probabilmente è ancora lì il corpo, perché ci sono stati i sopralluoghi del sostituto procuratore e del medico legale prima di, diciamo, autorizzare la rimozione della salma, che avverrà evidentemente prossimamente, perché ancora non vediamo movimento di questo tipo, quindi rilievi, come dicevo, ancora in corso. E questa notizia che si è diffusa anche qui davanti all'abitazione di Vanessa, del fermo di questo quarantenne kosovaro, ma non ci sono, non trapelano ulteriori informazioni su questi dettagli. L'avrete già detto sicuramente, Vanessa era a casa, era in maternità, aspettava il secondo figlio, oltre al bimbo di 4-5 anni che già la coppia aveva. E quindi insomma una situazione ancora più drammatica proprio per questo motivo. E ecco, anche sul diciamo sopralluogo del medico legale, così prime informazioni che sono trapelate, che sia stata colpita Vanessa, l'avevamo detto, con colpi soprattutto al torace, sono almeno 7 ferite profonde e ci sono anche numerose ferite alle mani, che insomma sarebbero la testimonianza del tentativo della giovane di difendersi, ecco, dall'aggressione. Quindi Federico, ci confermi anche questo particolare, 7 i fendenti. Questa è la notizia, sì, confermo per quanto è possibile confermare in questa situazione, in questi frangenti, però insomma anche qui, ecco, diciamo è questa, ecco, la notizia che si è diffusa anche tra noi giornalisti. Ecco, come diceva tra l'altro prima, forse dicevi tu, comunque pare sia stata picchiata al volto e poi colpita con almeno 7 coltellate profonde, sì, al torace. Confermo. Adesso lo riporta anche Confermo l'ANSA. che questa è la notizia. Sul posto sono ancora presenti, diceva così l'ANSA qualche istante fa, il sostituto procuratore di Treviso Michele Permunian e il medico legale Antonello Cirnelli, che stanno ultimando gli accertamenti. Quindi il PM è Permunian, che insomma già si sta occupando di tanti delitti, di tanti casi nella marca trevigiana. Federico. Sì, confermo anche questo, il medico si era poi allontanato ed è evidentemente rientrato, ma insomma ti confermo le notizie che hai dato. Ogni tanto insomma diamo sempre un'occhiata a quello che sta accadendo alle nostre spalle. Sono attualmente ancora al lavoro all'interno dell'abitazione, si intravedono i movimenti, Simone forse riesce anche a mostrarveli, si intravedono dietro i balconi che sono chiusi parzialmente, si intravede l'attività degli investigatori. Un'attività che è ovviamente come sempre silenziosa, riservata, e ci mancherebbe altro, però per l'appunto prima Vanessa mi diceva, Federico, che i rilievi si stanno concentrando anche sul retro di questa villetta, ti risulta? Quindi tutta la zona in realtà? Beh, come nei precedenti collegamenti vi avevo anticipato, sì, è una sensazione che ho avuto, quella di una serie di attività anche diciamo nella parte posteriore della villetta, perché a un certo punto c'è stata una specie di briefing un paio d'ore fa qui davanti al cancello. Ecco, guardate che si è appena aperta la porta e poi richiusa, all'interno delle luci, che probabilmente sono luci potenziate per appunto rendere più efficaci i rilievi. Dicevo,
sì, c'è stata una sorta di briefing e poi a un certo punto anche con gli altri carabinieri che presidiavano la zona chiamati a questo briefing, e poi si sono distribuiti anche nella parte posteriore della villetta, forse per cercare qualcosa. È anche vero che adesso credo che questa attività non sia più in corso, perché con il buio è abbastanza inutile, non ci sono luci che vediamo, fari aggiuntivi dietro casa, quindi probabilmente al momento non c'è ulteriore attività di questo tipo. Ancora al lavoro gli investigatori, vedete i bauli delle loro auto con l'attrezzatura che viene aggiornata, spostata, insomma è un po' tutto il pomeriggio che vediamo questo, rilievi che richiedono molto tempo, ma come hai detto tu un lavoro prezioso e silenzioso ma necessario per cristallizzare, inquadrare quello che è accaduto, la scena del delitto, ecco. Allora, Federico, noi rimaniamo con una finestra chiaramente accesa Certo. su Spineda, quindi in qualsiasi momento richiedici la linea. Si è aggiunto al nostro tavolo, oltre alla presidente di Telefono Rosa Stella Di Bartolo, che è rimasta con noi, anche il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, che spesso con noi si è soffermato proprio sui temi della violenza di genere in un anno difficile, come dicevamo pochi istanti fa, sempre con la presidente Di Bartolo. Direttore, io le chiedo innanzitutto una sua reazione di fronte a questo ennesimo delitto, che stavolta riguarda una giovane madre di 27 anni, Vanessa Ballan, madre di un bambino di 4 anni, che al momento del delitto non era in casa, era all'asilo, questo lo possiamo confermare, e incinta di 3 mesi. Direttore Benazzi. Buongiorno, credo che lo sgomento sia la prima cosa che può passare per la mente di qualsiasi persona, cioè questa cosa orribile che ancora una volta una donna viene colpita, una donna in gravidanza, una donna che aspetta un bambino, una donna che ha un bambino piccolo, quindi la distruzione sostanzialmente di una famiglia, no? Perché questo è l'esito di un simile intervento che è brutale, che non ha nessun senso, che non ha nessun significato. Io credo che dobbiamo sempre di più riflettere rispetto a questo. Ormai è una successione di eventi nei confronti delle donne di una brutalità che non ha proprio nessun tipo di logica, nessun tipo quindi proprio distruggere la persona, distruggere i sentimenti, distruggere una persona che ha una famiglia, che ha dei figli, che ha un marito, che ha un compagno. Io credo che questo sia veramente da stigmatizzare e da dire che dobbiamo lavorare sempre di più, e soprattutto nelle scuole, all'interno delle scuole, per creare una cultura diversa del rispetto della persona in generale, perché dobbiamo rispettare le persone. Lo vediamo anche qualche volta negli atteggiamenti anche dei ragazzi nelle piazze tra di loro, dove il rispetto dell'altro non esiste più. Quindi dobbiamo cominciare a ragionare anche noi, quando parliamo di prevenzione, sempre di più lavorare in connubio con la scuola per cercare di fare in modo che si crei una generazione di persone che rispettano l'altro. E questo è basilare, credo sia il primo fondamento, perché quando comincio a rispettare l'altro, rispetto anche l'altro sesso, rispetto l'altra persona, e quindi atteggiamenti di questo tipo non devono esistere. Io credo che questo ci lascia sgomenti, ci lascia esterrefatti, ci lascia quasi senza parole. La vicinanza, ecco, alla famiglia, ma soprattutto anche ai bambini, perché voglio dire, il minore che per fortuna non era presente a un simile scempio, è chiaro che non ci sono parole, se non un impegno, credo, da parte nostra, da parte dello IAF, dei nostri psicologi, dei nostri educatori, a lavorare sempre di più in stretto contatto con la scuola per dare una risposta alla futura società, ai ragazzi che oggi sono giovani a livello di elementari, di medie, che saranno i futuri genitori, i futuri partner, e che devono imparare già da oggi a rispettare, ripeto, la persona
ma in generale in toto, quindi dell'altro sesso, dello stesso sesso, perché la violenza, l'aggressività, voglio dire, deve essere debellata, ecco, dal nostro DNA, dalla nostra cultura. Quindi vicinanza alla famiglia, veramente vicinanza a chi ovviamente dovrà farsi prendere in cura il bambino, il minore. Altre cose non so dire, se no veramente Assolutamente. un sentimento di veramente di sdegno complessivo. Presidente Di Bartolo, torno da lei, Presidente di Telefono Rosa. Il direttore Benazzi si è concentrato sulle nuove generazioni, ne parlavamo prima di collegarci con Federico Fusetti, con il quale torneremo a ricollegarci fra qualche istante. Entrare nelle scuole, di fatto già lo si sta facendo, ma evidentemente non basta. Voi avete delle iniziative specifiche ad hoc, chiedete qualcosa all'ULSS, ai comuni, alle istituzioni in generale? Guardi, noi quando lavoriamo, quando l'intervento viene chiesto, l'intervento in genere viene chiesto direttamente dalla scuola che lo propone, e molte volte l'intervento è un intervento mirato, nel senso che magari ci sono delle situazioni che i professori che vengono poi a colloquio con noi per preparare gli incontri chiedono di in certo senso di attenzionare. Per esempio, no, non lo so, una classe a prevalenza con dei pregiudizi nei confronti delle donne, comunque che lavora molto di stereotipo, che parla in modo stereotipato di quella che è la figura femminile, allora può essere che gli insegnanti ci chiedano di fare un intervento mirato a spiegare che cos'è uno stereotipo declinato nella differenza di genere. Oppure ci sono classi in cui le tensioni fra vari gruppi sono molto forti, allora noi abbiamo il progetto che è il modulo che aiuta a superare i conflitti in modo non violento. In genere i nostri incontri nelle scuole sono tenuti dalle nostre psicologhe e pedagogiste cliniche che sono estremamente attrezzate, competenti e preparate per parlare con i giovani continuamente aggiornate. Poi quando serve, soprattutto sugli argomenti più attinenti al bullismo, cyberbullismo, eventualmente anche sulla violenza dal punto di vista strettamente giuridico, allora possono partecipare anche avvocati. Però le posso dire che le richieste delle scuole sono tantissime, tantissime. Dovremmo essere... Quindi questo significa, Presidente, significa che comunque c'è un interesse, che ci si rende conto che il problema c'è. C'è, ma non è solo... Allora, diciamo che l'ultimo mese di novembre, con quello che è successo, ha evidenziato più all'esterno, però per noi che lavoriamo, il Centro Antiviolenza di Treviso è stato fondato nel 1988, quindi si figuri che portato di esperienza che spende, ma noi ogni anno lavoriamo tantissimo con le scuole, sempre il problema c'è, si sente. Il problema c'è, si sente. Direttore Benazzi, allora le faccio una domanda molto precisa, direttore, lei è sempre molto franco. Io pochi giorni fa ho parlato con uno psicologo che lavora anche all'ULSS, comunque una persona sempre molto sul pezzo, e mi diceva: guarda, continuano ad arrivare tanti casi di donne abusate, anche di bambini abusati, e non vedo un rallentamento rispetto al passato, anzi. E ecco, non ha voluto rilasciare nulla a microfono, insomma, per vari motivi, però mi ha riportato un fenomeno che vede sia nell'attività
diciamo così, presso l'ULSS sia in quella privata. Le corrisponde? Cioè ci sono ancora tanti, troppi casi di donne abusate e di bambini abusati? Diciamo che onestamente noi abbiamo come riflettore, cioè come punto di riferimento, ovviamente il pronto soccorso e i consultori familiari, dove le donne, le persone che possono essere anche minori, anche se minori con molta più difficoltà, perché di solito il minore prima che segnali a un parente, a qualcuno l'abuso, o comunque diciamo atti che non sono certamente ecco, un po' particolari, passa anche del tempo perché c'è questa reazione di paura di doverlo dire, paura di essere non considerato, paura di essere considerato bugiardo, di non essere quindi apprezzato, eccetera. Per cui c'è un tempo di latenza molto lungo. E quindi diciamo che prima che affronti, che arrivi all'istituzione pubblica, quindi al nostro psicologo, ai nostri educatori o alla scuola o comunque a un parente il quale dopo si fa da tramite, può passare anche tanto tempo e quindi le segnalazioni sono molto più centellinate, molto più rare rispetto invece alla violenza nei confronti della partner, della compagna, della persona o anche nel luogo di lavoro sostanzialmente, dove la donna ha delle pressioni da parte del collega o da parte del suo direttore o da parte ovviamente di chi dal punto di vista scala gerarchica è sopra di lei. E quindi in questo caso abbiamo un numero abbastanza numeroso di segnalazioni, perché ogni anno tra il pronto soccorso, i consultori e comunque altre situazioni che abbiamo all'interno ovviamente dell'ULSS, siamo sempre intorno a 450-500 segnalazioni, quindi numeri molto importanti. E per fortuna ci sono, io dico, perché una volta quando non c'erano queste possibilità, la stanza dell'abbraccio, il pronto soccorso, la possibilità di avere appunto poi il telefono rosa, ma anche il centro di aiuto dove la donna poi può trovare ristoro anche dal punto di vista della presa in carico, quindi poter uscire dall'ambiente della casa dove c'è il coniuge, il compagno e poter andare coi figli in un ambiente protetto. Si sono create queste reti che sono fondamentali e quindi c'è ovviamente un maggiore utilizzo di questi canali. È chiaro che io resto un po' sorpreso in questi anni perché stanno lavorando molto i nostri collaboratori, le nostre professioniste su questo tema e sulla sensibilità che sta aumentando si continui ad avere numeri di questo tipo. Io non riesco quasi a spiegarmelo, ma voglio dire, evidentemente il nostro messaggio non riesce a perforare delle mentalità, una forma mentis che purtroppo è ancora radicata in questa società. Diciamo una cosa, direttore, lei sta toccando il nodo. C'è una maggiore consapevolezza rispetto al passato e ce lo diciamo da sempre, non solo sul tema della violenza di genere, ma questa maggiore consapevolezza, e mi rivolgo qui a Stella Di Bartolo, non significa che c'è un minor numero di abusi o di episodi. Presidente Di Bartolo, è così? Sì, assolutamente, è così come dice lei. Cioè, anche il fatto che negli ultimi anni i numeri sono costanti non è un buon segno. Non è un buon segno. Perché, e noi, come diceva giustamente il dottor Benazzi, noi vediamo questi numeri che sono importanti, queste sono le donne che denunciano, ma il sommerso è molto importante. Continua ad esserci un grosso sommerso sostanzialmente, questo è. Guardi che spesso arrivano donne che sono completamente disarmate. Per cui è fondamentale investire nella comunicazione da parte nostra, da parte di tutte le reti di riferimento, su quelli che sono i mezzi per uscire dalla violenza. Io le faccio una domanda, e anche qui, ma parliamo di donne italiane, straniere, c'è una differenza, è un fenomeno che riguarda
alcuni gruppi più di altri? Ci aiuti nella comprensione? Guardi, è estremamente fluido, riguarda donne di tutte le età, sono capitate anche donne molto avanti con gli anni, non c'è differenza di nazionalità, non c'è differenza di posizione sociale, non ci sono differenze di cultura, è un bouquet variopinto, variegato, non le posso dare una statistica, ecco, posso dirle che vengono tantissime, quasi forse la maggioranza sono donne italiane come contatto, ma poi in realtà questa è forse la differenza più grande. Più italiane che donne straniere, vengono anche molte straniere, ma tantissime donne italiane. Quindi siamo al di là, diciamo questo, Presidente, siamo al di là della vulgata, no? Che dice parliamo soprattutto di stranieri, di donne straniere. Non è così, o non è soltanto così? No, per niente, assolutamente no. Direttore Benazzi, lei immagino confermi, e le faccio un'altra domanda. Prima Stella Di Bartolo diceva, dopo il caso di Giulia le richieste di aiuto sono duplicate al telefono rosa. Voi nei pronto soccorso della Marca e non solo avete avuto evidenza di questo, ma non solo nei pronto soccorso, mi riferisco in particolare ai servizi di consulenza psicologica, ai consultori familiari. C'è stato un aumento anche dei casi segnalati all'autorità sanitaria proprio sull'onda emotiva e non solo emotiva di Giulia Cecchettin? Sì, guardi, io credo che sicuramente il fatto, come diceva la Presidente, di tenere alta la tensione nel senso buono del termine, cioè di tenere alta la comunicazione e parlarne sempre e spesso, questo sicuramente aiuta tante persone, quindi tante donne, a trovare il coraggio e la forza di manifestare il loro disagio familiare, il loro disagio coniugale, il loro disagio di coppia. Questo certamente. Io credo che è importante che nessuno di noi istituzioni, ma lo dico anche ovviamente alla stampa, lo dico ai mezzi di comunicazione, e ringrazio Antena 3 perché su questo riesce, tutte le reti ovviamente, riescono a tenere alta ovviamente l'evidenza del fatto che la cosa non deve finire con Giulia Cecchettin o con questo, ma deve continuare, perché deve essere un martellare continuo per creare una nuova cultura del rispetto, continuo a ribadire, della donna ma della persona, perché il problema vero è che siamo abituati a non rispettare più nessuno, siamo abituati ad aggredire invece di parlare, di dialogare. Ci sono momenti, la coppia, ma le persone possono avere i momenti di difficoltà e li capiamo benissimo, perché è una situazione difficile, può essere economica, familiare, però l'importante è parlare, l'importante è confrontarsi. Dobbiamo creare questa cultura che purtroppo manca, perché se abbiamo ovviamente tanti casi segnalati e siamo convinti tutti, per primi i nostri servizi, che ci sia chiaramente un iceberg e vediamo solo la piccola punta e sotto poi ci siano ancora tanti casi, non dico di violenze, ma dico di violenze verbali, non fisiche, ma che sono importanti perché distruggono una persona, cioè il continuare a dire certe cose all'altra persona che si ama, magari che si ama in modo diverso, perché è un amore chiaramente che ha delle basi non certamente sane, e questo può provocare anche nella persona che non subisce violenze fisiche ma solo psicologiche una distruzione ovviamente dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psicologico. A proposito di questo, direttore Benazzi, qui apriamo il capitolo sterminato, lo abbiamo fatto anche con Luca Zaia, lo abbiamo fatto con il sindaco Mario Conte, il capitolo sterminato della salute mentale. Spesso si dice mancano psichiatri, mancano psicologi, è un tema che affrontiamo spesso anche con lei. C'è un tema di salute mentale e probabilmente anche di
professionisti, anche se comunque dei progetti sono stati avviati, anche se la rete dei consultori familiari funziona, però probabilmente non basta. Quindi proprio per quanto riguarda la salute mentale, cosa si può fare? Si può sempre fare di più chiaramente, ma in questo frangente, da qui ai prossimi mesi, visto che l'emergenza, il fenomeno emergenziale è qui e ora. Sì, allora guardi, ci sono due sostanziali spartiacque. Allora, diciamo che quello della prevenzione, che quindi lavorare su alert che vengono dati o dai comuni, chiaramente che sono nel territorio, che vengono dati dall'assistente sociale dei comuni che conosce le realtà, ai nostri stessi operatori, educatori che frequentano chiaramente, sono nel territorio per varie situazioni e quindi un'azione di prevenzione, cioè arrivare e prevenire prima che scoppi il problema. E c'è l'altro spartiacque che è quello della salute mentale, dove abbiamo persone che hanno ovviamente una malattia e che devono essere sostanzialmente portate a superare un periodo difficile e soprattutto aiutate a, affrontare la loro patologia in modo più sereno possibile, sia all'interno del proprio nucleo familiare, sia all'esterno, per fare una vita tra virgolette normale sostanzialmente, nonostante la patologia. In questo caso qua si sta lavorando, perché questa è la psichiatria moderna, sul progetto di vita. Quindi si cerca di analizzare quali sono i bisogni della persona, la rete familiare, e poi si accompagna la persona possibilmente in un percorso che può essere lavorativo, che può essere l'inserimento in struttura protetta, che può essere in una struttura diurna, in laboratorio, in modo tale che la persona possa riappropriarsi della propria vita. Su questo stanno lavorando i nostri psichiatri con il supporto degli psicologi e degli educatori. Noi riteniamo che sia fondamentale, ecco perché spesso e volentieri io ho battuto il tasto del sì, è vero, ci sono pochi psichiatri, ma lo psichiatra, se non è anche psicoterapeuta, lavora molto sull'utilizzo del farmaco e quindi sull'appropriatezza dell'utilizzo del farmaco. Ma la persona ha bisogno di essere accompagnata nel progetto di vita, perché non è che possiamo creare uno zombie utilizzando solo il farmaco. Noi dobbiamo utilizzare il farmaco in modo appropriato per dare la possibilità alla persona di vivere la propria vita in modo possibilmente autonomo. E questo lo facciamo ovviamente con l'educatore, lo facciamo con lo psicologo, ecco perché stiamo aspettando finalmente questa graduatoria di Azienda Zero per cominciare a inserire gli psicologi che mancano nel territorio, in modo tale che ci sia un sostegno psicologico e un accompagnamento al progetto di vita. Allora, cosa io che la stiamo ringrazio. facendo e che continueremo a fare rafforzandolo grazie all'inserimento anche dei psicologi. Direttore Venazzi, la ringrazio anche per queste rassicurazioni finali che sono importanti o no. La saluto, Presidente Di Bartolo. Il tema è conseguenziale, no? La salute mentale. Quindi sono impegni importanti quelli di Venazzi. Ma certamente sono fondamentali, anche perché noi spesso e volentieri accogliamo donne che hanno necessità diverse di un appoggio di un centro antiviolenza, ma non abbiamo, noi le accogliamo, proviamo a aiutarle rivolgendoci ai servizi sanitari e anche di salute mentale, ma non è facile per aiutarle proprio per le difficoltà strutturali in cui vivono in questo momento le realtà di cura della salute mentale. Volevo solo fare una precisazione, che guardate che ormai il fenomeno della violenza sulle donne non è più un'emergenza, è un fenomeno strutturale, non è un fenomeno che può essere valutato come emergenza.
va valutato come endemico ormai alla nostra società. Presidente, quindi, io la ringrazio davvero di questa puntualizzazione. Anche prima ho sbagliato, ho parlato di emergenza, poi di fenomeno emergenziale, e invece qua siamo di fronte ad un fenomeno strutturale e lo dico e mi scuso perché il linguaggio in questi frangenti è importante. Grazie Presidente Stella Di Bartolo, Presidente del Telefono Rosa di Treviso, grazie ancora a Francesco Benazzi, Direttore Generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Come vedete le istituzioni, il volontariato, tutti sono mobilitati, tutti stanno facendo la loro parte, ma di fronte a quello che è un fenomeno strutturale, insomma, tutto questo sembra non bastare mai. Federico Fusetti che si trova con Matteo Guidolin, il sindaco di Riese Pio X. Federico. Sì, Cristian, buonasera. Sì, dici bene, ringraziamo Matteo Guidolin, il sindaco di Riese, che insomma un paio d'ore fa è arrivato, un po' la sensazione, insomma, credo un po' anche tanta amarezza per quello che è accaduto. Ma più che amarezza direi che ci troviamo sconvolti, siamo credo una comunità sotto shock in questo momento. Io lo sono, devo essere onesto, l'enormità di quello che è successo oggi ci lascia impreparati e senza parole. Penso che il silenzio in un momento come questo sia doveroso per Vanessa e per i suoi familiari. Penso soprattutto al suo bambino di 4 anni e ovviamente alle famiglie, alla loro famiglia, ma anche alle loro famiglie d'origine, ed è un intero paese quello che sta soffrendo con loro in questo momento, in una vicenda che ha dei contorni ancora non chiariti e mi auguro che vengano chiariti il prima possibile. Ma tutto questo però lascia lo spazio a un enorme dolore, un'enorme tristezza a cui non riusciamo ancora a dare un senso. E poi appunto la cronaca ci porta alla notizia di questo fermo, il fermo di un quarantenne kosovaro, tutto da definire, quello che è accaduto, quello che accadrà e i contorni. E poi nel pomeriggio abbiamo saputo, almeno noi, insomma, magari lei lo sapeva già, che Vanessa aspettava anche un secondo bambino, quindi era a casa dal lavoro, e questo veramente ci lascia ancora più distrutti. Sì, io l'ho saputo dai mezzi di comunicazione e non ho avuto conferme formali della cosa. Se così fosse, rende tutto ancora più triste, più inconcepibile e insopportabile. E adesso, a prescindere da quello che sta verificando, insomma, a livello di indagini, io appunto mi auguro che venga risolto il prima possibile, quantomeno i contorni di quello che è successo, e per poi purtroppo lasciare spazio al grandissimo dolore. E come spesso accade in questi casi parliamo di normalità, quindi una famiglia, insomma, normalissima, un contesto normalissimo, e anche, come nel caso di Giulia, come nel caso di molti femminicidi, e questa, diciamo, anche un qualcosa che è inaspettato, inatteso, imprevedibile. Che messaggio dai ai suoi concittadini, Sindaco? Inaspettato per forza e per fortuna, vorrei dire, perché aspettarsi qualcosa del genere sarebbe ancora più tragico. È una famiglia che io conoscevo marginalmente, conosco la famiglia di origine del suo compagno. Lei non aveva avuto modo di conoscerla, non è originaria di Riese, viveva qui da qualche anno. È una famiglia che stava costruendo il suo futuro con un bambino piccolo, se sarà confermato anche del bambino che doveva arrivare. E quindi i contorni di una tragedia inconcepibile. Io non riesco a concepirla, pensare a una ragazza di 26 anni che viene ammazzata barbaramente a casa sua. Faccio fatica a trovare parole per descrivere quello che sento in questo momento, e come me penso tutta una comunità che si stringe intorno a loro,
Noi quando sarà il momento cercheremo di star vicino per quanto possibile. Penso che come noi, come ente, lo farà l'intera comunità, perché grazie a Dio è una comunità coesa, una comunità forte, e quindi quando succedono queste cose è proprio un colpo al cuore ancora più forte. Pensa già al lutto cittadino. Ma immagino, sì, devo essere onesto, non sono talmente sballottato da questa giornata che non è stata una delle prime cose. Immagino. Ho pensato, ovviamente È venuto in mente a me adesso, insomma, sentendola dire così. Assolutamente, faremo quello che sarà giusto fare, ma soprattutto nel post, insomma, dopo quando sarà passato il momento di grande momento mediatico, chiamiamolo così, quello sarà il momento in cui veramente è necessaria una rete di aiuto per la famiglia. Grazie Sindaco. Cristian? Enrico, ti ringrazio per questa tua corrispondenza, ringrazio te e il Sindaco Matteo Guidolin, che ha utilizzato parole molto profonde come sempre. Quindi grazie Federico, grazie Sindaco Matteo Guidolin, grazie Simone Merlo per la parte tecnica. Ringrazio anche Vanessa Banzato con Renzo Rigon, con Vanessa, con Federico, con tutti i colleghi sul posto. Torneremo a collegarci nel corso delle edizioni serali. Rientriamo infatti in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, cercando di mettere in fila tutti gli elementi che vi abbiamo raccontato nel corso di questo pomeriggio. Siamo partiti alle 14:30, non appena abbiamo saputo di questo ennesimo fatto di sangue. Quindi torneremo all'esterno di questa villetta di Spineda per capire se ci sono ulteriori dettagli. Sappiamo al momento che è stato fermato questo quarantenne kosovaro, non sappiamo dove per la precisione, ma comunque ci aggiorniamo fra pochissimo, alle 18:30, qualche minuto prima. Ringrazio tutti i colleghi che si sono alternati. A fra poco.